Cari amici telespettatori malati, cronici e aspiranti tali, benvenuti a una puntata di Malattie Terrone. La patologia di oggi si chiama "Ma che c'è tu anche?". Vediamo di che cosa si tratta con i nostri tester. Oh Totò, va a pigliare la PC da scuola maestro e disse: veda che lei è troppo brava in confronto a tutte le altre bambine. Sembra quella più preparata, ma cosa fate a casa per renderla così? Come avete potuto ben notare, la conversazione nasce in un determinato punto e finisce 50-60 metri più avanti. Leggenda narra che una volta due siciliani iniziarono la conversazione a Palermo e la finirono a Crotone. Ma questa è tutta un'altra storia. Abbiamo delle soluzioni a iosa, ma di questo ne parliamo con il nostro esperto, Mimmo, un scienziato. Buonasera professore, questa patologia mi tocca nel personale perché in famiglia abbiamo diversi casi. Per esempio c'è mio cognato che quando parla mi tocca, ma che cosa c'è tocchi? Ma bando alle ciance, dopo vari esperimenti siamo arrivati a diverse soluzioni. La prima soluzione è fasciarsi un braccio. Perciò Totò ti voleva dire che... mi fa male un razzo. Scusami, non me ne racconto. La piccetta va a pigliare a scuola e la maestra ha detto: ma è troppo brava sua figlia. La seconda soluzione è legare le mani con una corda. Oh Totò, ti volevo dire che la bambina la sono andata a prendere a scuola e la maestra mi ha detto: è troppo brava sua Meno figlia. male, dai, sono contento. Sì, dice: ma quanti anni ha? Ma perché così? Cioè, è veramente bravissima. Ah, sono contento per te, dai, sicuramente la bambina ha preso da te. La terza soluzione è dare un taglio all'amicizia. E io mi accattavo questa cosa, che me ne fa? Mi dà l'assare a tiro. Però te la spughi. Che sei? Ringraziamo sempre il nostro Mimmo scienziato per le sue innumerevoli soluzioni a queste tremende patologie che ci affliggono. E come diceva la famosissima Rossella O'Hara in Via col vento, dopo tutto, domani è un altro tocco. Cari amici telespettatori, è finita un'altra puntata di Malattie Terrone e volevo ricordare a tutti coloro che soffrono di queste patologie che, anche se a voi non sembra, siete ascoltati, siete aiutati, ma soprattutto siete malate.